Bene, quindi siamo praticamente piazzatissimi, siamo al 19° posto, adesso comunque posizione più, posizione meno, la classifica dei 21 posti della lista francese e quindi gli alberghi più belli, più importanti, anche le località, ecco, siamo liberi di esolo, quindi ma le classifiche vanno lette certe volte anche dalla parte del sindaco, no? Il sindaco dice bene, siamo piazzati e quindi bene grazie a Almar che è la linea praticamente di HNH. HNH, che praticamente è una catena italiana, nasce in Italia con alberghi un po' in tutta Italia, c'è questa linea anche di 5 stelle, uno qui, uno in Sardegna e uno in Sicilia. Perfetto. Per il momento. E quindi, come dire, mi preme sottolineare questi alberghi che sono vicino, tra l'altro, essendo italiano, insomma, alle mie zone, quindi li possiamo anche andare a vedere, insomma, raggiungere e soprattutto sono catene diffuse a livello nazionale e perché no, visto che poi qua c'è anche il Falkenstein, a Lido di Jesolo che ha ricevuto invece sempre più o meno la stessa posizione con un loro hotel in Croazia, quindi il Punta Scala. Quindi sono soddisfazioni per noi anche italiani, perché in realtà al primo posto in classifica è vero che l'albergo in Italia, però il patrono è sempre quel Louis Vuitton, Cheval Blanc, Monsieur Arnaud, e chiaramente insomma ce lo dovevamo aspettare insomma, dalla lista appunto francese, del governo francese. Sono qui con comunque lo chef, perché poi le classifiche in realtà questa volta è uscita prima la lista rispetto ai 50 best, ma c'è anche la versione appunto alberghi dove comunque l'Italia trionfa sempre come paese, quindi siamo chiaramente felici, e dove c'è un altro appunto albergo ancora e ci si chiede sempre in questi alberghi bellissimi, ecco, come si mangia, d'accordo, la spa, tutte, no? Siamo in spiaggia praticamente, abbiamo la spa, comunque l'apertura è quasi annuale qui al Mar. Diciamo di sì, diciamo che è quasi 10 mesi l'anno. Quindi sì, anche perché adesso a metà novembre chiuderete. Noi chiudiamo a metà novembre, sì sì. Esatto, per poi riaprire il nuovo E anno. prima di marzo. Esatto. Poi non siamo riusciti a capire come mai in classifica hanno messo d'accordo al Mar, però c'è questo nome e cognome che è riferito, non so se all'albergo e al fatto che l'albergo, devo dire, in effetti è molto bello, perché in realtà poi ci sono delle ville, degli appartamenti appunto che come se abbracciassero coloro che scendono praticamente al mare appunto, e si recano appunto in una spiaggia privata dove tra l'altro non c'è da attraversare una strada, c'è una passeggiata pedonale anche ciclabile, e quindi in effetti devo dire hanno scelto bene. Io non lo conoscevo l'albergo, devo dire che ho già provato la cucina del nostro chef del secolo, nome e cognome Pullara Salvatore. Pullara Salvatore, perfetto, chef che arriva da belle esperienze. Sì, ho fatto un po' di 5 stelle prima di arrivare qua. 5 stelle alberghi che chiaramente richiedono un livello cosiddetto da stella mission, già per il fatto che sono 5 stelle, quindi c'è un servizio di mezza pensione piuttosto che pensione completa. Diciamo che nelle strutture dove sono stato non c'era una servizio di mezza pensione. In Sicilia dove? In Sicilia io ero al Cuneo, poi sono passato a Bellatena, al Donna Fugata, dove ho fatto l'apertura in Corso Resort, per poi trasferirmi qui a Jesolo, che da 8 anni diciamo che sono qui. Mentre qui c'è qualcosa del genere, perché il ristorante si chiama Mediterra. Ristorante Mediterra, il nostro ristorante. Che ha un significato? È il nome della struttura, hanno fatto questo coniglio, quindi non ha un significato specifico. Quindi, ma lo ritroviamo però nella cucina? Che Mediterra... Diciamo andiamo a rispettare tutti i sapori mediterranei alla fine. Io qui vado a rispettare un po' tutto il mondo, io sono siciliano, quindi cerco di inserire nei miei piatti un connubio tra Sicilia e il Veneto, quindi tanti piatti sono rispecchiati
con i diversi ingredienti. Bene, quindi facciamo un esempio. Un esempio andiamo a passare dalla caponata di melanzane alle sardelle saorse come piatti, diciamo. Certo, certo, certo. Poi uno chef in un albergo come questo, appunto dai più belli del mondo, è inutile dire che gli alberghi sono quasi tutti 5 stelle, a parte la locanda di Bottura a Modena e pochi altri, questo è abbastanza chiaro, poi appartengono catene come la Four Seasons piuttosto che la Relais Chateau, indubbiamente, l'Ilion Hotel, appunto The World, quindi lo chef in alberghi come questi chiaramente come si vede qui c'è un bar, quindi c'è una piscina H24 e poi anche per i clienti nelle camere e immagino anche delle ville, degli appartamenti comunque. No, le ville degli appartamenti no, ma ci sono più outlet cioè, dove noi abbiamo in piena stagione ci sono 2 bar aperti, un bar qui in vicino, un bar qui a River. Poi abbiamo un ristorante Mediterraneo, come ne dicevo poco fa, ed estate a volte abbiamo un ristorante fuori all'aperto, dove facciamo una cucina molto più easy, come se fosse no, qui sopra. Qui sopra perché la un piscina ristorante semplice, è praticamente più per al primo piano se vogliamo, ecco. Quindi si scende verso la spiaggia dove in effetti in questa bella spiaggia non ci sono quei mega ristoranti, ormai sono dappertutto in Riviera Adriatica, qui diciamo che ci sono gli ombrelloni e mi dicevano che partono comunque i camerieri che arrivano in spiaggia sotto l'ombrellone, che penso che sia molto, molto bello il contrasto, anche perché in effetti devo dire c'è questa divisa molto classica da grande hotel che effettivamente insomma stacca un po' quelli che chiaramente stanno facendo la spa, quindi approfittano diciamo dei benefici della salute attraverso l'acqua, no? In un certo senso traducendo dal latino, e quindi bene, quindi ecco, diciamo che anche in questi outlet, ma anche la mattina a colazione dove la servite? Il breakfast viene servito? Viene servito sempre là dove c'è il ristorante Mediterraneo. Perché poi ho notato che il ristorante Mediterraneo, che poi si affaccia sulla piscina, una delle piscine, in realtà ha una capienza diciamo proprio da ristorante gourmet, da Stella Michelin. In realtà mi facevano vedere che sono altre sale, non so se in realtà le altre sale hanno un altro nome, cioè Mediterraneo è solo la Stube. Diciamo. Sì, poi ci sono, come dicevo, poi c'è alla fine c'è fuori la terrazza semplice. E poi ci sono altre sale Adriatici, altre sale. Però diciamo il ristorante Mediterraneo è quello il più che della struttura dove la sera facciamo la nostra cena, diciamo. Bene, quindi qualche piatto ve l'abbiamo detto, poi ci sono questi anche snack comunque, c'è anche quelli, i club sandwich immagino. Per il bar ci sono i club sandwich, ci sono le insalate, c'è le Caesar salad, diciamo che non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo anche dei piatti salutari per la gente che fa i percorsi nella spa, quindi. Una cosa che si faceva anche in Sicilia, questo del detox. Diciamo di sì e no, alcuni ospiti sì, alcuni sono piatti completamente diversi, diciamo. Bene. No, non so se per caso, visto che lo chef che comanda un po' tutto, dirige tutto, ci mette chiaramente del suo, non so se c'è anche la brioche con la panna montata, la granita. Le granite a volte d'estate, le granite le facciamo, qualche giorno le facciamo per i nostri ospiti. A colazione le facciamo per i nostri ospiti durante l'estate, qualcosina gliela facciamo. Anche non facciamo mangiare anche qualche carne siciliano, glielo diamo agli ospiti. Quindi bene. Visto che così non perdo le mie tradizioni. Quindi sul fronte pasticceria, perché poi i cuochi molte volte sono anche più dei pasticceri che chiaramente poi sanno cucinare perfettamente, anche in maniera ancora più precisa, nel caso del nostro. La pasticceria è pure nostra interna, diciamo. La pasticceria è pure nostra interna, noi ci direttiamo anche a fare la pasticceria, quindi. Anche perché poi chiaramente qui si festeggiano, si cedono matrimoni, quindi anche degli eventi. Infatti come dicevo in gatta il connubio poco fa, qual era? Io mi ingattavo anche 2 dessert
un limone per andare a richiamare la mia Sicilia con 4 varianti di limone, e un tiramisù che non può mancare, fatto, visitato in maniera... Io tra l'altro devo dire, se non vado errato, ho provato e devo dire che l'ho trovato molto interessante, perché molte volte anche in ristoranti 3 stelle Michelin, quando arriva il dessert, come dire, ci si rimane un po' male. Qui invece devo dire, nonostante siamo ancora in un ristorante all'interno di un albergo che ancora non è stato scoperto dalle guide, ma mi auguro comunque succeda qualcosa, questo dessert effettivamente è una sorta di millefoglie in orizzontale. Lei ha mangiato come se ricordo bene? Sì, diciamo che lei ha mangiato come se era una foresta nera di ecco, la foresta nera, ecco, non era diciamo, con tutta fatta con le sfoglie di caramello, di cioccolato, con le amarene e tutto. Questo è un piatto rivisitato. Ecco, un piatto. È un classico rivisitato, diciamo. Quindi complimenti appunto allo chef, e poi vedremo appunto altre cose che appunto non ho già apprezzato, perché poi c'era l'altra settimana c'era l'executive chef, il mio head chef c'era, quello che chiaramente nel giorno di riposo, che è la domenica, parla lunedì. Sì, è capitato così che non è la struttura, ma ma viaggia lo stesso nei migliori dei modi. Quindi appunto complimenti. Altre cose che ci siamo dimenticati, vedo che qui c'è un piano bar, c'è un piano immagino per allietare gli ospiti, magari qualche ospite del suo vuole trascorrere la serata qui al bar, magari o magari qualche ospite che sa suonare lo strumento, perché no? Bene, quindi vi salutiamo qui da Mediterra al Mar, quindi uno dei migliori alberghi appunto al mondo, e a Lido di Gesù.